pomeriggio amici di Sportisili, un saluto qui da Marco Genduso per commentarvi la sfida tra Futsal Club Monreale e Palermo Futsal Club. Dallo sguardo sembrerebbe quello di uno che voglia calciare verso la porta, però. Vediamo. Va Costantino con potenza e Calì va subito. Cerca spazi, ritorna da Giammona. Giammona, palla centrale, la tocca, palla che passa, Tarallo si gira con sinistro e poi la palla entra! E vantaggio per il Monreale, 1-0 il risultato, non perfetta la chiusura difensiva, non perfetto l'intervento di Calù, 1-0. La Fiura, Gennaro, la spalla alla porta, scarica per Chinnici e poi Renda. Un tiro fortissimo da parte di Lorenzo Chinnici, poi le urla di Renda, qui molto carico. Chinnici, Gennaro vuole girarsi, va giù, calcio di rigore. E adesso Gennaro sul punto di battuta. Signor Contreras col fischietto in bocca, fischia adesso. Gennaro calcia con il destro, potentissimo. Gabriele Gennaro trova il pari ed è 1-1. La Fiura. Largo per Gennaro, ancora una volta. Si fa vedere Gennaro, palla di torno, la Fiura! E dialogano perfettamente i due. Palla di ritorno meravigliosa di Gennaro. E la Fiura non sbaglia, fa 1-2. Forse è anche giusta la decisione del direttore di gara. Chinnici, centrale, Gennaro, ancora attacco, Chinnici! Poi di testa Lopez, il palo, Gennaro con potenza! Ma come gioca bene adesso il Palermo Futsal Club! Un po' con le braccia si aiuta, Trapani rischiando un po', ma si continua. Trapani vuole l'appoggio, trova Costantino, poi si inserisce Costantino, Calì, super Calì, fa su il pallone, intanto è uscito, dicevamo, Tarallo al posto proprio di Cangelosi. Trapani pella dentro e va giù e calcio di rigore la sua posizione. Fischio da parte del signor Contreras e va Costantino contro Calì. Costantino calcia, trova il gol del pareggio, l'esultanza con i propri compagni, la rabbia di Costantino che trova questo gol ed è pareggio adesso al minuto 20 di gioco. Piuttosto largo sulla sinistra senza marcatura, anche se Cangelosi lo sta guardando attentamente. C'è anche Vivarelli vicino, infatti va da Vivarelli che calcia! Luca Vivarelli la mette sotto l'incrocio, solo così poteva segnare ed è 2-3 risultato, l'esultanza di Luca Vivarelli. Palla, cercare il compagno in mezzo, poi non esce Calì, poi calcio spinnato e subito Calì a mettere i guantoni. Chinnici può avanzare con Di Cristina, sterzata per Gennaro, spalla alla porta e calcia, Renda, Giammona, Capitan Giammona, Tarallo, 1-2, si gira Costantino e si era girato perfettamente Giammona. Capitano per Cangelosi e qui subito voleva fare ancora meglio di prima, cerca il taglio al centro, Costantino, Giammona ancora, Costantino si ferma, allarga Tarallo, adesso c'è sempre Giammona, Tarallo ancora e poi Calì mette sopra in calcio d'angolo, ma grande azione del Monreale. Sempre Giammona, cambia lato, Tarallo può puntare, si gira Vivarelli, calcia! Soltanto esterno della rete, ma si era mosso bene qui Tarallo. 54, mancano 6 più recupero. Volley sinistro, che dici? Renda! Poi la palla viene allontanata da Giammona con la Fiora pronto a intervenire. Di Cristina allarga con il destro, Giammona allo spazio, va centrale, palla Grimelli, Di Cristina allarga Giammona! E la palla esce fuori veramente di pochissimo. Chi se non Vito la Fiora? Gennaro spalla alla porta, vuole girarsi, non riesce, poi cerca il pallone ed è tiro libero, ingenuità di la Fiora. La tensione con Costantino che ha già battuto Calì su un calcio piazzato, era un calcio di rigore, adesso per un tiro libero. Va Costantino, la piazza e trova il pareggio, 3-3, terzo risultato al minuto 60 di gioco. Ciravici sbaglia il tocco, Trapani vuole puntare, salta la Fiora, Trapani ancora, calcio Calì, salva tutto, Peppe Calì che adesso carica anche la squadra. Giammona, Costantino salta, Ciravici calcia e sempre Peppe Calì. La Fiura, Vivarelli vuole il mancino, apparecchia per Lopez e la prende Giammona con la testa, poi le urla e va bene così, pareggio 3-3, esulta come una vittoria il Monreale.